ovviamente c'è stato il capo dipartimento che ha diciamo, già discusso con voi una serie di argomenti. Io mi atterrò strettamente al discorso prevenzione, che è stato diciamo così, reso possibile dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 39 convertito nella legge 77. Quindi in qualche modo ci si è resi conto fattivamente della conseguenza dei terremoti, che vi leggerò nelle prossime diapositive, e che mostra come nonostante poi i periodi di crisi che si attraversano, la prevenzione sia una strada buona, sicuramente buona, per poter limitare gli effetti di questi terremoti. Allora, se facciamo un'analisi nel tempo, a partire dal Belice per arrivare fino ai giorni nostri, abbiamo circa 150 miliardi di euro aggiornati al 2005 come perdite economiche, e abbiamo purtroppo circa 4.500 vittime sempre per effetto dei terremoti. Diciamo, dall'istogramma si vede che insomma, il terremoto più gravoso da questo punto di vista è Irpino e Basilicata, poi c'è il Friuli, poi c'è il Belice, e poi tutti gli altri fino all'Abruzzo, di cui ancora non conosciamo il costo, conosciamo le vittime, sono 308. Scusa, la modalità di presentazione. Ah, scusa. Bene, andiamo avanti. Quattro parole sul rischio, perché la prevenzione è una prevenzione del rischio sismico. Il rischio sismico si compone schematicamente di questi tre fattori: la pericolosità, che va intesa sia come pericolosità di base, quella che è presente nelle norme tecniche dell'opzione del 2008, sia degli effetti locali di cui si è discusso oggi e credo si continuerà a discutere. Quindi quello è il primo fattore, la pericolosità va vista appunto con attenzione. La vulnerabilità è ovviamente un elemento dirimente, nel senso che a parità di pericolosità, se gli edifici hanno certe caratteristiche resistono meglio, se invece, come si vede da queste foto, hanno delle caratteristiche molto modeste, per esempio in questo caso qui, questo è diciamo, il terremoto del 97 praticamente, e quindi la vulnerabilità incide ovviamente in modo pesante. L'esposizione è intesa come valori, sia dal punto di vista delle vite umane, sia dal punto di vista del valore degli immobili, oppure delle risposte, diciamo così, a crisi che si possono avere in caso di terremoto, è un altro elemento fondamentale. E il rischio si compone di questi fattori. Questa è una sensibilità a questi fattori che si aveva già negli anni 20. Ho riportato a fianco una massima di Leonardo da Vinci: la sapienza è figliola dell'esperienza. In effetti, come potete vedere da quel che è scritto, già un secolo fa gli informatori delle norme del 1909 riportavano queste sintesi scritte nel linguaggio dell'epoca, in cui già si vede come i fattori di cui abbiamo parlato prima, quindi diciamo, i fenomeni franosi, gli scoscendimenti, le tipologie di vibrazioni contribuiscono a determinare il risultato poi del terremoto. Qui ci sono delle veloci figure, questa è la faglia di Paganica, questa invece sono delle immagini di fagliazione superficiale in America, e questa è una fagliazione superficiale dopo il terremoto di Izmit in Turchia. Ma questa è una ricostruzione, diciamo, delle velocità di assestamento dei due lembi della faglia di Paganica, più in generale, diciamo, per avere un'idea così molto molto veloce
possono determinare una variazione importante dello scuotimento sismico. Questa è una registrazione fatta in un aftershock del terremoto del 97 in Marche Umbria, questa nella piana. Si vede come il segnale blu, che è stato registrato su un terreno sostanzialmente roccioso, sia molto più ampio e molto più duraturo di quello rosso. Scusi, il segnale blu è quello registrato su roccia e quindi è molto più basso di quello rosso, che invece è su una alluvione. Bene, quindi per tutte le ragioni che avete già illustrato oggi, la microzonazione sismica ha acquisito un'importanza notevole. In particolare la microzonazione sismica dell'area aquilana è stata effettuata in circa 9 mesi, diciamo a valle del terremoto del 2009. Qui ci sono alcuni estratti sui quali non mi soffermo per questioni di tempo. Si evidenzia anche lì l'importanza, diciamo, di riuscire a a studiare meglio il territorio in maniera tale che si possano quantificare i comportamenti legati a questi fenomeni. Vado velocemente e entriamo nella prevenzione. La prevenzione è stata questa attività di prevenzione, l'articolo 11 del decreto legislativo 39, è stata resa possibile perché dopo il terremoto dell'Aquila l'articolo 11 per l'appunto prevedeva che venisse istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico che aveva dei finanziamenti variabili nel corso di un settennio, che partono dai 42 milioni e mezzo del 2010 per tornare ai 44 milioni del 2016, toccando una punta a metà, intorno ai 195 milioni annui. Che cosa ci si fa? Allora, per quanto riguarda la prima annualità, quella del 2010, quindi l'ordinanza 3907, questi sono gli importi dedicati alla microzonazione sismica, agli interventi strutturali. Ovviamente la parte interventi è predominante dal punto di vista del costo rispetto alle indagini, e quindi abbiamo avuto 4 milioni per la microzonazione sismica e 34 milioni per interventi su edifici pubblici e privati, e poi un ulteriore, come dire, salvadanaio per interventi urgenti e indifferenti. Qui c'è una rapida carrellata diciamo, di come sia andata questa prima annualità. Sostanzialmente tutte le regioni sono state finanziate, quelle che hanno attivato gli studi di microzonazione sismica sono quelle che trovate qui, per un totale di 432 studi, tenendo conto che era una novità. Tutto sommato è stata una buona risposta. Per quanto riguarda gli interventi, ovviamente, come dicevo, le somme sono differenti, sono più alte, e però c'è da notare che alcune regioni hanno addirittura dato delle risorse notevoli rispetto ai budget complessivi per cofinanziare queste attività. Per quanto riguarda gli edifici privati invece è stato un po' l'impatto della 3907 è stato un po' poco attento. Diciamo che solo la regione Marche e la regione Abruzzo hanno attivato questa modalità. Che cosa è cambiato con l'annualità che attualmente stiamo gestendo, nel 2011? Visto che erano state solo le Marche poi a finanziare il canale degli edifici privati, e visto che in effetti, se non pensiamo anche all'edilizia privata, la riduzione del rischio diventa un po' menomata, è stato imposto, è stato obbligato, le regioni sono obbligate a dedicare dei finanziamenti tra il 20 e il 40% dell'importo totale. Poi orientare le azioni finanziate ad obiettivi di protezione civile, una cosa facoltativa che viene premiata quando effettivamente si accoglie questa possibilità, e parliamo di analisi della condizione di limite per l'emergenza degli insediamenti urbani, che è sostanzialmente uno strumento attraverso il quale si va a verificare se un certo insediamento urbano è in una condizione più o meno critica rispetto ad un'eventuale
Infine è stato aggiornato l'indice di rischio e di conseguenza la ripartizione dei finanziamenti. Qui c'è la definizione della CLE. La CLE sostanzialmente ha una forte somiglianza con gli stati limite delle norme. È una condizione in cui uno si trova in uno stato limite. Questo stato limite deve consentire però la maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, l'accessibilità e la connessione. Non si dice nulla sull'edificato che non ha funzione strategica e diciamo, teoricamente potrebbe essere anche molto devastato. Quindi è una condizione limite paragonabile a quella che chiameremo uno stato limite di collasso in un'analisi di verifica di sicurezza sismica. Qual è l'obiettivo? Qual è il risultato che ci si aspetta? È che diciamo, aderendo a questo tipo di provvedimento si va a conoscere le condizioni di gestione dell'emergenza, prevedere dei costi per garantire la funzionalità di questa funzione e aumentare la consapevolezza da parte dei comuni sulla gestione dell'emergenza, che fa un po' diciamo eco a quello che ha detto prima il presidente Giorgio Lombardi parlando di Bormio, e cioè che con questi, diciamo, aderendo a questo tipo di provvedimento viene da rispondere a delle istanze di sicurezza anche in tema di pianificazione. Vabbè, poi giusto una carrellata, questa condizione dell'emergenza ha dei supporti che sono queste schede che si interessano degli oggetti strategici che sono gli edifici strategici, le aree di emergenza, le infrastrutture di accessibilità e connessione. Poi si occupa di aggregati strutturali e mediastrutturali che sono molto molto diffuse in tutte le zone, anche queste. E il prodotto finale sono queste schede più una mappa che evidenzia gli edifici vari e gli aggregati e tutto quanto è necessario. Nel 2011 gli importi sono stati 2,5 volte almeno più alti di quelli del 2010 e vedete le indagini di microzonazione sismica sono arrivati a 10 milioni per finanziamento, 130 milioni per gli interventi edilizi e poi sono rimasti invece 4 milioni come erano prima gli interventi urgenti e differibili, che però diventeranno 5 milioni perché alcuni interventi che erano stati proposti in questa categoria sono stati poi cancellati. Come dicevo, è stato cambiato anche l'indice di rischio, che ha questa espressione, non abbiamo molto tempo per illustrarla, sostanzialmente derivano da simulazioni di rischio effettuate da 3 diverse sorgenti e poi considerate come valori, diciamo, nella media. Questi sono gli importi complessivi stanziati nel 2011 e queste sono le tempistiche che regolano l'attuale ordinanza 4007. Per quanto riguarda gli studi di microzonazione sismica e CLE, abbiamo anche qui una tempistica che, come vedete, diciamo che è abbastanza stretta e la scadenza complessiva va a finire dal 2013, ma diciamo, avendo a disposizione 6 mesi per definire tutti questi studi. Bene, queste sono altre cose che riguardano l'articolo 11, credo di essere stato nei tempi, 10 minuti più o meno, quindi molto bene. Se ci sono delle domande. Vorrei farle subito una domanda. Il grado di diffusione di queste CLE allo stato attuale? Dunque, allo stato attuale, allora devo ritornare indietro. Allora, al momento no, non ho riportato i dati di questo. Al momento diverse regioni si sono attivate, in particolare a Ferrara, quindi diciamo in Emilia Romagna, sono state condotte anche delle analisi specifiche pilota, per esempio a Faenza anche. Quindi questo strumento si sta diffondendo. A Ferrara sono state fatte circa 3.500 schede preparatorie alla CLE, non
finalizzate, ma già con gli elementi per poterla realizzare. Comunque tutto il territorio nazionale, cioè tutti i comuni dovranno avere queste analisi e non ho capito se sono agganciate agli studi di microzonazione sismica oppure se possono avere anche un percorso indipendente. Diciamo questo, la CLE è facoltativa innanzitutto, quindi una regione può decidere di non farlo. Io credo che quando se ne saranno sviluppati un certo numero, come stiamo tentando di fare appunto a Faenza, a Ferrara e in altri posti, sarà abbastanza chiaro che un piano d'emergenza trae notevoli benefici da quelle informazioni e da quelle strutture. Stiamo anche predisponendo una sorta di modello per poter diciamo così, parametrare il livello di condizione limite, nel senso dargli una misura anche se quale quantitativa, in maniera tale che uno abbia un'indicazione su dove sono le criticità. E stiamo lavorando ancora, penso che per gli inizi dell'anno prossimo già ci sarà parecchio, ci sarà moltissima anche microzonazione sismica in più, perché contiamo già adesso abbiamo visto 450 microzonazioni fatte, contiamo nell'anno prossimo di arrivare a valori molto più elevati, doppi, tripli. Quindi su questo versante si lavorerà ancora parecchio. Ci sarà quindi un argomento che potremo approfondire più avanti. Bene, grazie ingegnere, io do la parola.